Si dovrebbe vedere, sì? Metti il titolo del coso.
confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui 2 stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono il suo servo, figlio della sua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue.
Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Come il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugatoio e se lo cinse attorno alla tuta. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e a asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi do un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Questo è un anno un po' particolare. Siamo abituati, e lo dico in senso bello, a avere la presenza e la ricchezza dei bambini nella liturgia del Giovedì Santo, al momento della lavanda dei piedi, con anche la freschezza e la bellezza della loro presenza. Questa sera non è così, per i motivi che ovviamente conosciamo tutti. Però il Vangelo che abbiamo ascoltato mette al centro comunque questo gesto grande, che potremmo dire propedeutico, per arrivare a un elemento molto più importante della lavanda dei piedi, che è la Santissima Eucaristia. L'Evangelista Giovanni, al posto del racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, ha messo il racconto della lavanda dei piedi. Perché questo? Perché attraverso questo gesto si può entrare in quella logica di dono e di servizio che, se solamente vi entri dentro, puoi percepire il mistero della presenza di Cristo nella stessa Eucaristia, e anche il collegamento tra il sacramento dell'Eucaristia, l'ultima cena e il triduo pasquale nel suo insieme. L'ultima cena, la passione, la morte in croce, l'attesa del sabato santo
e la domenica di risurrezione. Possiamo più facilmente fare questi collegamenti anche alla luce della prima lettura, in cui si parla della Pasqua ebraica, in cui si parla del passaggio della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto all'inizio del percorso verso la terra promessa. Dice un segno, quell'agnello sacrificato, con il cui sangue vengono poi anche segnati gli architravi delle porte delle case del popolo ebraico, perché queste famiglie ebraiche siano preservate dal passaggio dello sterminatore. Quel sangue dell'agnello nel racconto dell'Esodo è sangue di vita, è sangue di protezione, è un segno di un'alleanza nuova tra il popolo ebraico e Dio, il Dio liberatore. Al posto di quell'agnello, nel Vangelo, nell'ultima cena, c'è il nuovo agnello, Gesù. Lui, con il dono della sua vita, sarà l'inizio di un'alleanza ancora più grande, per una vittoria ancora maggiore, non una liberazione politica, ma una liberazione più grande dal peccato e dalla morte, che è il frutto del peccato. Noi, attraverso l'accostamento all'Eucaristia, partecipiamo di questa duplice vittoria contro il peccato, contro il male, contro l'egoismo, che è frutto della paura, del pensarsi soli, di non pensarsi come un frutto di amore della mente e del cuore di Dio. Tramite questa vicinanza a Dio in Cristo, nell'incontro con Cristo nell'Eucaristia, noi siamo immersi in questa realtà di misericordia, di accoglienza, di rinascita a nuova vita, e noi chiediamo a questo Cristo però un dono grande, Signore, quanto è grande il rischio di abituarsi all'Eucaristia. Prima di tutto quando entriamo in chiesa, magari senza rispetto, magari senza cognizione che qui c'è Dio. Questo sia quando magari ci prepariamo prima di una Santa Messa, sia magari quando per conto nostro entriamo in chiesa. Aiutaci, Signore, e che questo sia il frutto di una situazione amara, che è quella di dover in questo periodo rinunciare all'Eucaristia, però almeno che ci sia un frutto positivo. Questa astinenza forzata all'Eucaristia ci aiuti a recuperare nella contemplazione il senso della presenza di Cristo nell'Eucaristia. Non solo quando lo riceviamo nelle mani in bocca, non solo quando magari, pur non accostandoci alla comunione sacramentale, magari partecipiamo alla comunione spirituale almeno, in cui comunque c'è la presenza di Cristo. Chiediamo a Te, Signore, che ogni volta che ci avviciniamo a Te in Chiesa possiamo avere percezione della Tua presenza misericordiosa e bella, essere immersi in questa comunione, e che il frutto di questa comunione con Te noi poi lo possiamo sperimentare dopo nel cristiano che fa esperienza di Te, quando come Te si mette a servizio. Prima di presentare la Tua offerta all'altare, dice un passo del Vangelo secondo Matteo al capitolo 5, riconciliati con il tuo fratello, poi va verso l'altare, come per dire che accostati a Cristo Eucaristia comporta prima di tutto un voler essere persona di comunione e di fraternità. Allora lì entri nell'Eucaristia, nel significato dell'Eucaristia, nell'esperienza dell'Eucaristia, e chissà perché la lavanda dei piedi poi cade giusta in questo Giovedì Santo, giorno dell'istituzione dell'Eucaristia. Il servizio, il dono rappresentato dal gesto della lavanda dei piedi ti fa entrare in questa logica di dono, di tu che ricevi Dio che si dona a te, perché tu possa diventare dono per altre persone. Se c'è contemplazione di Cristo presente nell'Eucaristia, c'è poi azione imitando Cristo Eucaristia. Chiediamo a Te, o Signore, che il nostro averti come familiare, come presenza, sia poi qualcosa che ci cambia la vita. E concludiamo con una preghiera riguardo ai sacerdoti. Aiuta, Signore, me, Don Luca,
tutti i preti delle nostre parrocchie a essere più degni possibile dell'essere al servizio dell'Eucaristia e di dare te, Signore, l'Eucaristia ad altri fratelli, di dare te, Signore, nel sacramento della penitenza con il tuo perdono, di aiutare altri a incontrare te, senza che la nostra persona sia di ostacolo, ma piuttosto di aiuto. E preghiamo perché oltre a esserci preti un po' più degni, ci siano anche più preti a livello numerico. Abbiamo i nostri limiti, i nostri difetti, anche i nostri pregi naturalmente. Abbiamo bisogno della preghiera del popolo di Dio, perché quando Dio sente che un dono è veramente desiderato, allora Dio offre quel dono e a piene mani. Che la nostra preghiera abbia questo dono come frutto di essa da parte di Dio, più preti, perché l'Eucaristia sia un dono costante in tutte le parrocchie e in tutte le comunità. Fratelli e sorelle, giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testimone del suo amore, nell'umile gesto della lavanda dei piedi e del dono supremo dell'Eucaristia. Consapevoli che il Padre ha posto tutto nelle sue mani, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Diciamo insieme: O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Maestro e Signore, ascoltaci. Per il Vescovo e i presbiteri della nostra Chiesa di Concordia Pordenone, perché vivano il loro sacerdozio come servizio instancabile e donazione senza limiti a te, che sei presente nei tuoi fratelli, preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per tutto il popolo cristiano, perché in te, che lavi i piedi agli apostoli e sulla mensa pasquale spezzi il pane e offri il calice, sappia riconoscere i grandi segni della tua regalità e del tuo amore. Preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per i cristiani divisi, perché questo memoriale della Santa Cena faccia risuonare nel loro spirito l'ardente appello all'unità che hai innalzato nella tua preghiera sacerdotale al Padre. Preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per gli uomini prigionieri della cupidigia e della violenza, e per tutti i commensali mancati al banchetto della fraternità, perché sentano che soprattutto per loro hai pregato e ti sei offerto al Padre come agnello innocente e mansueto. Preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla mensa eucaristica, perché siamo disponibili a condividere i valori e i beni di questo mondo con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia. Preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. 60 sacerdoti che in questi giorni, per il loro contatto con gli ammalati, accanto a tanti medici e a tanti infermieri, hanno dato la vita, perché siano anche il seme di nuove vocazioni per preti generosi. Preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Signore Gesù, in quest'ora suprema in cui ci chiami come amici a mangiare la Pasqua con te, rendici degni di essere veri e commensali della gloria nel banchetto eterno, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Su questo altare con umiltà ti offriamo il pane frutto fragrante delle spighe e ti preghiamo, trasformalo nel santo corpo che donasti per amore. E ti preghiamo,
insieme, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome e per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Concede a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, Con il tuo spirito, in alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore, sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plenissum celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono, questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo, nel quale Gesù Cristo, nostro Signore, fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni,
tu e i tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui Gesù Cristo, nostro Signore, affidò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo. In questo giorno, viglia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre fede, e l'orazione pura e santa di Melchizedek, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona a te e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere e benedici, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona ad esse al mondo unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banquete